Ben ritornati cari telespettatori, siamo in diretta come sempre, per cui potete anche partecipare, potete telefonare oppure mandare i vostri messaggi. Vi presento subito questa volta i nostri protagonisti con noi di questo approfondimento che facciamo in studio. Ben, cominciamo dalla mia sinistra, ben arrivato qui con noi il consigliere regionale della Regione del Veneto, esponente del PD Bruno Pigozzo, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, tra l'altro nella Commissione Trasporti, tra le altre cose, per cui già ci consente di capire quella che sarà la tematica che vedrete comunque in sovrimpressione sul teleschermo. Ben arrivato il vicepresidente di Autovie Venete Lucio Leonardelli, grazie di essere qui con noi, e ben ritornato Nicola Mazzonetto, direttore di Confservizi Veneto. Grazie, buongiorno e buon pranzo. Sì, certo, infatti, chi ci segue sta anche mangiando. Allora, parliamo di un tema estremamente importante, anche se è un momento di contrazione economica, però i trasporti, le opere infrastrutturali, gli stanziamenti economici che la Regione può fare o non può fare, non può permettersi di fare per costruire, fare delle opere, ristrutturare o portare a termine determinati progetti, e poi il mantenimento di uno stato di situazione di trasporto pubblico locale che è fondamentale, perché sembra ci sia stato proprio in virtù di questa crisi un aumento di richiesta di trasporto pubblico da parte di un'utenza che magari prima si muoveva esclusivamente col proprio autoveicolo nella ricerca naturalmente di poter risparmiare, ma il fatto che questo non possa in qualche modo sopperire alle esigenze per mancanza di finanziamenti può mettere allerta, e soprattutto molti ci hanno scritto, cittadini sono preoccupati, non sanno qual è lo stato dell'arte. Allora noi, per capire proprio in questo momento molto caldo della situazione, e comprenderete anche perché, abbiamo interpellato appunto questi nostri esperti. Quindi ci sposteremo anche, soddisferemo giustamente una volta tanto anche le esigenze di chi ci ascolta dal Friuli Venezia Giulia, andando a parlare anche della famosa terza corsia, e quindi faremo un passo più in là, supportati naturalmente dal nostro vicepresidente. Incominciamo un po' da quel che sta succedendo in Regione, e quindi vediamo di illustrare quanto è uscito anche nei giornali, nei quotidiani di ieri in modo particolare. Cosa si verifica? Che c'è? Allora, in riferimento al trasporto pubblico è stata approvata una delibera martedì scorso che assegna i primi 5 mesi di finanziamento per i gestori del trasporto pubblico locale. Dopo una serie di passaggi che erano stati fatti in commissione in precedenza, e addirittura durante la discussione del bilancio 2012 in Consiglio, c'era stato un tentativo di poter mettere in legge, quindi in finanziaria, i nuovi criteri per la ripartizione delle risorse, tenendo conto di quello che era già avvenuto lo scorso anno, a fine anno, con l'assestamento di bilancio, dove i 13 milioni residui del finanziamento 2011 erano stati appunto calcolati come ripartizione in base a nuovi criteri stabiliti da un'apposita commissione. In realtà aver mantenuto quel tipo di criteri anche per l'assegnazione del 20% dei primi 5 mesi 2012 sta creando una serie di problemi non indifferenti alle gestioni, perché è un'assegnazione provvisoria in vista dei nuovi livelli dei servizi minimi che verranno probabilmente decisi a settembre. A quanto pare le 2 commissioni tecniche concluderanno il loro lavoro a settembre, però intanto c'è questa assegnazione provvisoria, appunto, 80% sulla base del criterio storico, della spesa storica, 20% con i criteri dell'assestamento 2011. Quindi può succedere che a settembre i gestori capiranno lì realmente quante risorse avranno a disposizione per la gestione di un servizio che ormai sarà già a 3 quarti di anno. Esatto, cioè non è un po' tardi rendersene conto. Esattamente, c'è una sfasatura temporale che preoccupa. Poi c'è un altro aspetto legato alla discrezionalità, diciamo così, e non oggettività di questi criteri, che si è già rivelata tale appunto nella discussione dell'assestamento del 2011. Perché i parametri che vengono indicati, a nostro avviso, ma credo anche da parte un po' di tutti i consiglieri, sono parametri non completi, e quindi andrebbe fatta una rivisitazione complessiva di tutti i criteri di ripartizione, mettendo in prima linea quello che è il livello minimo di servizio che il pubblico deve garantire nelle varie aree del Veneto con le loro specificità. Certo. Il secondo punto è quello, la novità, diciamo, dei costi standard. C'è una commissione apposita presieduta da Antonini che ci sta lavorando, però non abbiamo ancora visto l'esito di
di questo lavoro, e il terzo punto, che è collegato ai primi due, è la manovra tariffaria conseguente. Ecco, finché non è chiaro questo impianto, un'erogazione così provvisoria rischia di portare il sistema al collasso, perché non ci sono punti chiari di riferimento. Ecco, questa è la visione che io ho sull'ambito regionale e della commissione che si occupa di questo argomento. Un sistema al collasso, incominciamo da Confservizi, quindi trasporto pubblico. Già ne avevate preannunciato una situazione a rischio, sembrava che poi si fosse un po' tranquillizzato un po' tutto, invece adesso che cosa si preannuncia alla luce di questo presupposto? Ma, come si diceva appena adesso, non esiste un'azienda che sia pubblica o che sia privata che a metà dell'anno non sappia dove deve andare. Cioè, arrivo o non arrivo a dicembre? Ma questo io lo dovrei dire prima che inizi l'anno, sapendo quali risorse mettere in campo e quindi con quali potenzialità, in questo caso con quanti autobus, con quanto personale posso svolgere un determinato servizio. Perché stavamo parlando anche di persone che rischiavano il posto di lavoro, tra l'altro. Insomma, il comparto del trasporto pubblico locale, per quanto riguarda le aziende pubbliche di servizi, che comunque coprono il 95% di tutto quanto il territorio, sono circa 6.000 persone, oltre gli stagionali, ma sono oltre 6.000 persone che rischiano il posto di lavoro, perché non solo qui le aziende non sanno come arrivare a fine mese. Eravamo arrivati a maggio e le aziende non avevano preso un euro dal contributo regionale. Già un contributo decurtato di 13 milioni di euro dell'anno scorso, più altri 13 milioni di quest'anno, cioè siamo nell'ordine di quasi 30 milioni di euro che la Regione ha tagliato negli ultimi 2 anni, senza tener conto che il gasolio è aumentato del 20%, le assicurazioni sono comunque aumentate del 30% e nessuno ci può mettere mano. Non solo, quindi mancanza di risorse dalla parte della Regione e incertezza su se è anche lecito fare quel servizio, perché alla fine siamo in presenza di un contratto in cui degli amministratori di società che sono società per azioni e che vale per loro il codice civile, quindi rispondono personalmente, penalmente e patrimonialmente in modo personale. Certo. Da una parte svolgono un servizio senza sapere quanti soldi la Regione, sulla base del contratto, la Regione dovrebbe mettere al servizio. Quindi i nostri amministratori hanno anche rischiato in proprio. Non solo, aggiungiamo, c'erano le amministrazioni comunali e provinciali che dovevano bandire le gare, ma sulla base di cosa? La gara va bandita in cui si dice in questa provincia si devono svolgere tot chilometri e in queste linee voglio un servizio di qualità che deve essere fatto e ci sono dei parametri, pertanto per avere questo servizio metto a disposizione una cifra. Assolutamente. Questa cifra, se non arriva dalla Regione, come si fanno a fare le gare? Al che io dico, qualcuno sta pensando di spremere il limone che sono le aziende, di metterle forse a gara, perché in queste condizioni non si vanno a gara. Nel frattempo si creano commissioni su commissioni, si chiamano i docenti universitari, con tutto il rispetto per i docenti universitari, ma questi docenti universitari, voglio ricordare che stanno lavorando per identificare dei criteri standard che una commissione regionale composta dai nostri direttori e nostri presidenti nel 1994 ha già elaborato e che basta soltanto aggiornare.
Assolutamente, deve ribadire qualcosa questo concetto, dopo passiamo adesso anche... Ribadisco questo, e cioè il dato politico, visto insomma il ruolo che svolgo, che stiamo raccogliendo adesso, è questo. I cittadini stanno usando sempre di più il mezzo pubblico, e non solo per la crisi, ma anche perché ormai è entrata nella mentalità, nella cultura, cioè c'è un'evoluzione dei cittadini rispetto all'uso virtuoso del mezzo pubblico, per ragioni ambientali, di sostenibilità delle città, dei centri urbani, per le ricadute e quindi si sulla salute, dovrebbe incentivare e supportare quindi, questo. Abbiamo i cittadini che sono più avanti rispetto al livello in cui è arrivata la politica e la gestione. Che è una cosa che questo è il problema politico che voglio far rilevare. Quindi io credo che sia urgente, immediato, cogliere questo input che ci stanno dando i cittadini del Veneto e poterlo tradurre concretamente in una ridefinizione totale del sistema, appunto identificando quali sono i servizi minimi essenziali, separando quelle che sono le tratte cosiddette commerciali rispetto al servizio pubblico, certo, distinguendo tutti questi vari aspetti, arrivando alla bigliettazione integrata, il cosiddetto biglietto unico, in modo tale che io non devo procurarmi una sfilza di biglietti se devo andare da un mezzo all'altro, da un territorio all'altro, e arrivare a bandire questa benedetta gara unica, che poi le gestioni chiaramente possono essere fatte su bacini ottimali. Dal mio punto di vista i bacini ottimali possono essere accorpati rispetto ai 41? 34 le gestioni 34 sono attuali, no? Ecco, oppure i bacini provinciali che ci sono adesso possono essere accorpati. Perché sì, io un convegno di un'organizzazione sindacale che la CISL, tanto per, ho sentito dei numeri assolutamente sbagliati, che non so da dove li abbiano presi. Voglio ricordare che le aziende pubbliche di trasporto hanno già fatto gli accorpamenti, qualcuno se li sta dimenticando. Mi dispiace che sia poi un sindacato che segue anche i lavori del settore che non sappia questi numeri. Ora, le aziende complessivamente, quelle pubbliche, sono 8. Sono 8, della serie sono una per provincia ormai. Esatto, poi c'è l'altro discorso. Poi c'è una marea di aziende di micro che sono gli artigiani che non fanno gli accorpamenti. Il pubblico li ha fatti e sta facendo i tagli e riduzioni. I privati invece sono belli sparsi. Fermo là che siamo quasi in pubblicità, quindi è chiaro che la guida deve venire appunto dalla mano pubblica, orientare le cose in modo tale che si arrivi a questa uniformità. Poi c'è l'altro aspetto, che è quello legato alla messa a gara, appunto, e quindi la necessità di integrare in una gara unica possibilmente la gomma con il ferro, con la navigazione. Perché altrimenti, se non ragioniamo in termini complessivi, è chiaro che poi le spartizioni comportano maggiori costi, spreco di risorse e tutto quello che i nostri cittadini ci stanno dicendo, purtroppo. Esatto. Allora, torniamo a parlare di questo e ci spostiamo anche in opere infrastrutturali di tipo autostradale, quindi ne parliamo con Autovie Venete, ma vorrei avere anche qualche cenno di salute, di stato di salute anche di Veneto Strade, giusto che dare informazioni ai nostri telespettatori, subito dopo la pubblicità. Allora, torniamo a noi. Situazione non felice per il trasporto pubblico e naturalmente per chi opera nel settore. Lucio Leonardelli, facciamo un po' una panoramica, accenniamo un attimo a Veneto Strade, cosa sta succedendo, qual è lo stato dell'arte, poi spostiamoci sulla terza corsia e comunque Autovie Venete. Beh, diciamo che Veneto Strade ha avuto un momento di sofferenza, è chiaro che non è un momento che non è passato del tutto, abbiamo avuto una boccata d'ossigeno. Ma come mai è successo questo? Ma ci sono problemi di trasferimenti regionali che di fatto in qualche modo non sono arrivati, o comunque sono arrivati in maniera diversa rispetto a quelle che erano le aspettative. Se poi calcoliamo che anche da parte delle province, nel rinnovo delle province, c'è stata una riduzione forte per effetto evidentemente dei trasferimenti della riduzione dei trasferimenti che a loro volta hanno avuto appunto le province, quindi una riduzione forte che ha superato il 20%, e quindi tutto questo, ovvero tutta una serie di elementi, ha fatto sì che ci sia trovati in una situazione
abbastanza difficile evidentemente. Adesso, ripeto, c'è stata una boccata d'ossigeno con qualche stanziamento che è arrivato. E anche qui 13 milioni del settore del trasporto. Grazie anche al trasporto pubblico locale, voglio dire, però d'altro canto bisognava in qualche modo, credo, trovare una soluzione. È chiaro che anche lì non è che sia stata trovata una soluzione definitiva, perché voglio dire, sono state trovate le soluzioni utili per, da un lato, garantire ovviamente la gestione ordinaria, quindi anche per mettere in tranquillità tutto il personale, evidentemente, eccetera. Nello stesso tempo anche per completare in qualche modo quelle che erano le opere in essere. Il problema si pone evidentemente per quelle che saranno e dovranno essere le opere a venire. Insomma, noi abbiamo già una serie di progetti pronti, di iniziative che dovrebbero in qualche modo partire. Si spera e si confida che grazie anche ai trasferimenti e anche che ci hanno consentito da un lato di abbattere anche quello che è l'impegno nei confronti del mondo bancario, tenendo conto peraltro che noi abbiamo anche una situazione di trasferimenti e quindi siamo in una situazione di credito nei confronti della regione abbastanza considerevole. Per rispondere al nostro telespettatore o telespettatrice che ci ha scritto, che ha detto il problema in realtà è tutto a Roma, quindi del Ministero, di qualcosa che non arriva dal Ministero, è vero questo o si tratta di responsabilità in capo alla regione? No, per quel che riguarda il Veneto Strade, Veneto Strade è una società partecipata dalla regione e dalle province, oltre che dalle società autostradali, quindi voglio dire il Ministero in questo caso non ha alcuna competenza nello specifico per quanto riguarda Veneto Strade. È chiaro che se poi si vuole allargare su, come dire, per quel che riguarda il settore delle infrastrutture più in generale, allora il problema è diverso, ma nello specifico non ha competenza il Ministero, insomma, almeno. Quindi in questa situazione anche voi, non dico navigate a vista, però pressappoco. No, diciamo che è una situazione che comunque va monitorata. Noi abbiamo l'amministratore delegato, il buon Silvano Vernizzi, che sicuramente è uno che conosce ampiamente quella che è la materia di cui stiamo parlando, voglio dire che evidentemente se ne occupa quotidianamente rispetto a questo. È una situazione che, torno a dire, va monitorata, va gestita, va vista, confidando che ci possano essere anche dei momenti in qualche modo migliori, anche perché voglio dire, non è che si possa continuare una situazione, anche perché chiaramente mettendo in moto tutta una serie di iniziative, di opere, eccetera, si rimette in moto in qualche modo l'economia. Assolutamente, ma quello che volevo sapere anche è che poi il problema che sta corrucciando molti imprenditori, molte aziende che hanno avuto delle commesse importanti, eccetera, i pagamenti, lo stato dell'arte dei pagamenti. Riuscite a far fronte oppure perché poi è quello che grava sul territorio? Nel dettaglio evidentemente diciamo che in termini generali, come dicevo prima, le opere in essere in qualche modo sono coperte e vanno a soluzione. Il problema, come ripeto, sarà per una progettualità quel che riguarda il futuro, ma quelli che sono i lavori in essere, io credo che le imprese. Noi diciamo che Veneto Strade aveva un elemento come dire, rassicurante un po' per tutti prima, che pagava in tempi ben definiti e precisi. Ultimamente evidentemente per tutta una serie di problemi ci sono stati dei ritardi, ma comunque adesso sono stati in qualche modo sanati, per cui voglio dire, cioè per le opere in essere non ci sono problemi particolari, insomma, quindi io credo che le imprese sotto questo aspetto debbano e possano rimanere tranquille. Il problema è che, ripeto, bisognerà adesso vedere come gestire quelli che dovranno essere le iniziative anche in termini di priorità evidentemente per il futuro. Insomma. Certo, consigliere. Anche qui. Io ricordo benissimo il giorno in cui Silvano Vernizzi è venuto in commissione a presentare la situazione di Veneto Strade a fronte del dato che nella proposta di bilancio iniziale che era arrivata portava a zero risorse i trasferimenti per Veneto Strade. Il dramma era quello di garantire comunque la gestione ordinaria, garantire gli interventi di somma urgenza che possono comunque capitare, stagionali, eccetera, e garantire la continuità dei cantieri in essere. Questa era l'urgenza immediata.
e a fronte di un bilancio che aveva zero risorse era chiaro il dato, la lettura politica, e cioè che c'era stata una penalizzazione nel settore infrastrutture rispetto magari ad altri settori. Quindi la scelta, che era tutta chiaramente da impostare, era capire dove andare a reperire ulteriori risorse per dare questo minimo di garanzia al settore. In questo gioco, diciamo così, della coperta corta ne ha fatto le spese in parte il trasporto pubblico, con i 13 milioni in meno, in parte altri settori, il piuttosto che la formazione, eccetera, eccetera. Quindi questa è la situazione economica, lo stato di salute del bilancio regionale. Certo. Purtroppo la possibilità di fare nuovi investimenti, di accendere mutui, è stata bruciata negli anni precedenti. Anche questo è un dato di partenza da valutare e che in qualche modo ci fa capire perché siamo arrivati a questa situazione di zero risorse nel bilancio. Cioè la capacità di indebitamento del bilancio regionale attraverso l'accensione di mutui era arrivata ormai alla soglia massima. Poi c'è stata la manovra anche nazionale che ha ulteriormente abbassato questa soglia a mettere in crisi di nuovo il bilancio, e adesso si è arrivati a un'approvazione del bilancio che ha dato piccole risposte per tirare avanti, diciamo così, ma la prospettiva di nuove opere, di nuovi interventi è tutt'altro che rosea. L'unica possibilità che rimane è quella di project financing, cioè di finanziamenti da parte del privato, che però con tutti i pro e contro di questa scelta. Che non era una delle scelte che si voleva in qualche modo favorire. Esatto. Perché se noi andiamo a utilizzare strade esistenti sui quali costruire un project financing per ottenere risultati anche economici, per poi riossigenare il sistema delle infrastrutture, dal punto di vista del cittadino è una doppia penalizzazione, sì, perché quelle opere erano già pagate con la fiscalità pubblica, con le tasse dei cittadini. In questo momento non è che ci vuole questo, e andiamo a caricare ulteriormente, perché poi chi percorre quelle strade deve pagare il pedaggio. E poi non tutte le strade possono essere evidentemente adibite a project, insomma. Terza corsia, che è un altro problema importante, perché mai teoricamente insomma, in prossimità dell'estate doveva essere uno sbocco non solo di carattere commerciale ma anche turistico, no? Sì, qui siamo, lo abbiamo già ricordato in altre circostanze, siamo di fronte a uno dei soliti paradossi che succede nel nostro paese, nel senso che per mandare avanti un'opera, peraltro da tutti riconosciuta, importante, necessaria, eccetera. Stiamo parlando della 4, per precisare. Della Venezia-Trieste. Per mandare avanti un'opera importante, appunto come la terza corsia, si è dovuto ricorrere al commissario, così come è stato per Passante, così come per Però altre situazioni. Ha risolto tante problematiche, Diciamo cioè che il commissario è stata una soluzione positiva, perché ci ha consentito quantomeno di accelerare tutta una serie di situazioni che diversamente evidentemente avrebbero trovato invece forti difficoltà nel momento in cui gli stessi progetti dovevano andare a Roma per le relative progettazioni, cioè approvazioni e quant'altro. Oggi attualmente noi stiamo andando avanti con quello che era il lotto più difficile, nel senso più delicato, perché è quello che va a inserirsi sul passante di Mestre, proprio per evitare quello che poteva essere il primo imbuto, visto che il passante ha 3 corsie e poi si andava ad infilarsi su un tratto autostradale a 2, ovvero il tratto che va da Quartodaltino a San Donà di Piave. Questo è un tratto che è già finanziato, ricordo peraltro che tutta la terza corsia, ovvero i 95 km, che sono 50 nel tratto Veneto e 45 nel tratto friulano, viene garantita con copertura propria, quindi con copertura da parte di Autostrade Venete, senza alcun tipo di finanziamento pubblico che ministeriale, regionale e quant'altro. Il primo lotto, che appunto dicevo, quello che va da Quartodaltino a San Donà di Piave, è quello che sta andando avanti con una certa anche celerità, torno a dire era il più difficile. È chiaro che adesso andiamo avanti in una situazione, in un periodo abbastanza complicato, che è quello dell'estate, della stagione turistica. Il restringimento necessario evidentemente delle corsie determina una situazione abbastanza difficile. C'è stato proprio nei giorni scorsi un incontro con la polizia stradale tra i nostri
tecnici per quanto riguarda la gestione dell'esercizio autostradale e quelli della CAV, al fine di trovare anche quelle che potrebbero essere delle situazioni o verificare delle situazioni di una certa magari anche difficoltà oppure criticità, e trovare quindi delle soluzioni utili per evitare che queste si possano verificare. È chiaro che in questo caso sarà anche importante oltremodo la prudenza da parte degli utenti, evidentemente, perché questo è fondamentale. Diciamo che sono stati messi come dire, predisposte tutte quelle che sono le norme di sicurezza utili e necessarie. Però c'è una comunque grande il disagio collaborazione. Ci sarà, Beh, il disagio è inevitabile ed è un disagio evidentemente destinato a durare almeno 3-4 anni quantomeno. Sicuramente il nostro programma era quello di completare la terza corsia prima della scadenza della concessione, che è prevista a marzo del 2017, anzi c'è già un impegno da parte del commissario rispetto al cronoprogramma e anche nei confronti dell'ANAS rispetto al piano finanziario. Ma mancheranno i finanziamenti. Diciamo che i tempi si sono leggermente allungati perché abbiamo problemi. Stiamo chiudendo la gara con le banche. Ricordo che il piano finanziario complessivo è di 2 miliardi e 300 milioni di euro, credo che sia, anzi è sicuramente uno dei più grossi finanziamenti a livello europeo in materia di infrastrutture. No, le banche hanno fatto una loro proposta rispetto alla gara che noi abbiamo avviato, eccetera, ancora a suo tempo. Hanno evidentemente presentato delle proposte e anche delle garanzie, richieste garanzie che adesso sono al vaglio da parte, ricordo che Autovie Venete è all'88% di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia. Che quindi per una regione a statuto speciale che tutto sommato dà garanzie maggiori. Dai. No, diciamo che il problema fosse questo sarebbe già risolvibile. No, il problema è che è proprio quello delle garanzie, perché una delle principali questioni è proprio quella sulle azioni di Autovie, che le banche sono all'esame. Queste garanzie da parte di Friulia, che è la finanziaria regionale che ha di fatto la proprietà delle azioni di Autovie Venete, quell'88% di cui dicevo, si spera che si possa concludere nell'arco di qualche giorno. Noi a giorni avremo anche un consiglio di amministrazione proprio per discutere su questo finanziamento. E quindi che possano andare avanti. Si spera. Staremo a vedere. Intanto andiamo in pubblicità, poi tiriamo un po' le fila per capire che cosa si prospetta per i settori. Allora, riassumendo, Nicola Mazzanetto, che cosa si può dire ai nostri telespettatori in modo molto semplice e chiaro che si prospetta, quindi quale certezza c'è? Anche per quanto riguardava, si era parlato di nuovi ritocchi sulle tariffe, di riduzione delle corse, tecnicamente cosa possiamo dire? Certezze non ce ne sono. Questo non è certo il periodo in cui qualcuno riesce a dare certezze. Prendiamo atto che la Regione Veneto con una delibera ha deciso di sbloccare i primi 5 mesi del fondo per il trasporto, quindi ci saranno gli stipendi per i lavoratori delle aziende. Le garanzie sul futuro non le sappiamo, perché il rimanenti per arrivare ai 255 milioni di euro che sono stanziati per il 2012 per il settore trasporto dovrebbero derivare da vendite del patrimonio della Regione. Cioè, quindi in una situazione di crisi in cui siamo, la Regione Veneto va a vendere degli immobili. Credo che me lo auguro che la Regione riesca a vendere e anche con dei prezzi congrui il patrimonio, però non è questo il modo di finanziare un settore strategico come quello che è il settore dei trasporti, che copre tutto il territorio della Regione Veneto, quindi dà un servizio ai 4 milioni e rotti di abitanti della Regione Veneto, e che ha uno stanziamento in bilancio di 255 milioni, che è
uno stanziamento che è il più basso rispetto a quello che costa un'unica USL o ASL, che si voglia dire, la più piccola ASL del Veneto, che copre più o meno circa 40.000 persone, contro un servizio che dà a 4 milioni di persone. Consigliere, allora, c'è un bel peso. Sì. Allora, perché questo? Cioè, lei è dell'opposizione, chiariamolo, sì, per cui non è che può prendere... Momentaneamente sì. Esatto, momentaneamente. Questo ragionamento di Mazzonetto mette sul piatto della bilancia questioni cruciali come il diritto alla mobilità, al trasporto, eccetera, e il diritto alla salute. Tra l'altro sono i due articoli della Costituzione che sono uno il doppio dell'altro. L'articolo 16 che garantisce libertà di circolazione all'interno della Repubblica, certo, e il diritto alla salute, l'articolo 32. Però, quindi il paragone, diciamo così, in questo momento, vabbè, capisco lo scoramento di Mazzonetto, ma non è che possa essere fatto così in maniera semplicistica. C'è un dato... Proviamo a chiudere il trasporto pubblico, poi vediamo cosa succede nel Veneto. Vale per tutte e due, voglio dire, quindi sono due priorità sulle quali esatto. Allora, piuttosto io metterei sul piatto della bilancia l'altro elemento, sempre politico, e non me ne voglia il rappresentante di Autovie, e cioè quello di dire diamo priorità per il trasporto al privato, il mezzo proprio, o diamo priorità al trasporto pubblico. Ho già detto prima che i cittadini si stanno orientando ormai anche culturalmente verso la mobilità sostenibile. Però non c'è capillarità di copertura, questo è un dato di fatto. Esatto, attenzione, magari le persone più svantaggiate che abitano le periferie o paesi dove l'immobile costa meno sono quelli meno serviti. Certo, quindi la ridefinizione dei servizi minimi serve a garantire appunto questo diritto, però voglio dire, le ricadute in termini di costi sociali, sanitari, eccetera, rispetto a un sistema di trasporto privato, dell'uso del mezzo privato, con tutta una serie di conseguenze sull'inquinamento e l'ambiente, eccetera. Dobbiamo calcolarle con una ottica lungimirante, perché altrimenti è chiaro che se guardiamo l'immediato, se diciamo costruiamo strade mettendoci il pedaggio perché poi abbiamo le risorse per rifinanziare, facciamo una valutazione dal mio punto di vista miope. L'altro aspetto che accennava sempre Mazzonetto, il Veneto rispetto alle altre regioni d'Italia è quello che supporta meno di tutti, o insomma tra gli ultimi posti, per quanto riguarda il cofinanziamento del servizio pubblico. E questo pone un problema intanto chiaramente di confronto che è lampante, ma poi c'è un altro problema in vista delle gare. Cioè, quando noi andremo a fare le gare, se mai arriverà questo momento della gara, possibilmente gara unica, ci troveremo a competere con altre regioni, con gestori, con soggetti che alle spalle hanno un finanziamento pubblico migliore del nostro, certo, e quindi potranno stracciare prezzi migliori e quindi alla fine saremo comunque penalizzati. Certo. Non so se concorda, ma certo, io credo che questo sia un altro effetto da considerare, per cui l'appello, se mi posso permettere, insomma, è proprio quello di guardare a 360 gradi il problema e trovare una via d'uscita che sia lungimirante e rispettosa proprio di questi principi, perché altrimenti il Veneto purtroppo non sarà primo. Sarà gli ultimi. Ma sembra quasi che ci sia una congiuntura politica a volerlo far scendere, ma poi non si capisce da dove vogliono tirare fuori i soldi per tutte le tasse che richiedono, perché anche questa è una cosa paradossale. Una battuta perché poi devo passare... Sì, giusto per dare un dato concreto, senza andare nel centro-sud, che ovviamente ci sono altri numeri, ma rimanendo nel nord, il rimborso per chilometro sull'urbano nel Veneto è 1,9 euro, contro i 2,5 del Piemonte, i 2,5 della Lombardia, i 2,8 del Friuli Venezia Giulia e contro i 2,2. Perché ho sottolineato i 2,8 della Friuli Venezia Giulia? Perché in Friuli Venezia Giulia, cosa che sta succedendo anche a Belluno, i finanziamenti sono dati a delle società che sono in mano a dei privati stranieri, il che vuol dire che si portano all'estero contributi nazionali e regionali italiani all'estero, ovvero in Francia e in Olanda. Questo è scandaloso. Cosa dice al riguardo, Presidente? Io, sai, in materia di trasporto pubblico locale non è che sia il mio settore specifico di competenza. Su questo problema dei contributi regionali del Friuli Venezia Giulia onestamente
non lo so, lo prendo ora. Sì, è abbastanza sconcertante. E non è certamente, voglio dire, sì. È vero anche che adesso le politiche del governo vogliono far entrare società straniere da noi, per cui sì, è un problema generale, perché questo qua riguarderà anche in futuro, nel momento in cui, tornando alle autostrade, quando scadono le concessioni, nel momento in cui si aprono le gare, si rischia, prima c'erano gli spagnoli, adesso gli spagnoli che erano quelli più, come dire, più pronti ad entrare sul nostro mercato, adesso per tutte le serie di situazioni che c'è in Spagna, gli spagnoli si sono un attimino, vedi anche nel caso della Pedemontana, hanno ridotto quella che è la loro partecipazione, però ci sono anche altre società, le francesi, piuttosto che altre società che possono entrare nel nostro mercato. Noi dovremmo in qualche modo evidentemente tutelare di più e meglio quello che è la nostra realtà, appunto il nostro mercato e più in generale. Rispondendo però, se posso, alla come dire, provocazione, mezza provocazione del Consiglio regionale. Sì, è vero che va tutelato ovviamente sicuramente il pubblico, il trasporto pubblico, c'è peraltro anche tutta una questione in essere che riguarda evidentemente anche il discorso del trasporto su ferro, il trasporto su gomma e quant'altro, eccetera. Torno a ripetere che nel nostro caso specifico Autovie Venete, e questo per scelta in particolar modo della Regione Friuli Venezia Giulia, che detiene appunto, come dicevo prima, la maggioranza dell'azionista di riferimento, la terza corsia, che è un impegno notevole, viene fatto con capitali propri, proprio per non incidere su quelli che potevano essere capitali, cioè finanziamenti pubblici. È stata una scelta ben precisa di non andare a chiedere al governo, piuttosto che intervenire con finanziamenti regionali laddove se ne fosse stata anche la possibilità, evidentemente, proprio perché si è privilegiato appunto quello di dire lo facciamo in casa nostra. È una scelta abbastanza impegnativa, perché come dicevo prima non è facile garantire la copertura di 2 miliardi e 300 milioni di finanziamento per il piano finanziario complessivo, di cui 2 miliardi riguardano terza corsia, però è una scelta fatta in casa, ovvero con le coperture, chiaramente basandosi su quelli che sono i pedaggi che verranno adeguati, eccetera. Certo. Siamo arrivati in chiusura, rispondendo un po' ai messaggi sono andati diversi. Uno dice troppa burocrazia che sta intasando tutto quanto, mi sembra proprio di sì. E poi cosa servono le opere infrastrutturali in questo periodo dove il cittadino sembra contare sempre meno e tra l'altro c'è mancanza di lavoro e non si va verso una situazione migliore? Cosa risponde rapidamente? Non riusciamo a rispondere a tutti i messaggi. Chiaramente l'attenzione massima va al cittadino che ha delle esigenze quotidiane che vanno supportate e rispettate. Teniamo conto che la necessità di spostarsi sul territorio è uno dei fattori che qualificano anche a livello proprio di situazione, diciamo, civica di un territorio, e quindi credo che questo sia il criterio principe sul quale orientare le nuove scelte strategiche con maggiore coraggio rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. E semplificazione ci vorrebbe, e semplificazione sicuramente, ma con più chiarezza, perché quando c'è chiarezza posso anche semplificare, ma in questa confusione purtroppo... Assolutamente, non ci sono prospettive. Basti dire che, come dicevo prima, noi siamo andati avanti con il commissario, ora il commissario ci ha accelerato le cose, adesso si vengono aboliti i commissari e ritorneremo in una situazione paradossale con estrema burocrazia. Il commissario aveva snellito tutti una serie di aspetti, adesso vengono tolti i commissari, nel bene o nel male, adesso ci sono aspetti positivi e negativi. Ma il discorso delle 2 Italie di cui trascuriamo, da noi per esempio il commissario ha agevolato un sacco di cose, ha fatto dei lavori nei tempi ristretti, facendo risparmiare, soddisfacendo anche magari le istanze dei cittadini. Nel Sud Italia i commissari hanno fatto anche dei disastri, sono costati un sacco di soldi. Io confido che ci sia ancora un ripensamento, perché so che sia Tondo che Zaia si sono impegnati affinché, so che lo stesso Presidente del Friuli ne ha parlato ieri col Ministro, so che c'è questo impegno. Domani noi abbiamo a Trieste il Ministro Clini per un accordo proprio che riguarda in materia ambientale col Ministero dell'Ambiente. Vedremo se ci saranno anche delle mezze rassicurazioni affinché ci possa essere un ripensamento, proprio perché avremmo bisogno che la struttura commissariale continuasse proprio per garantire un'accelerazione maggiore dei lavori.
Staremo a vedere, noi naturalmente aggiorneremo tutti quanti voi telespettatori di quello che sta succedendo, perché sembrano cose molto complicate, lo sono effettivamente, però poi alla fin fine interessano direttamente nella quotidianità tutti quanti noi. Grazie ai nostri ospiti di averci supportato, di essere stati qui con noi in studio, grazie a voi di averci seguito, di aver anche scritto i vostri messaggi, le vostre osservazioni. Nel limite possibile cerchiamo di rispondere, ci ritroviamo come sempre lunedì in diretta alle 12:40, vi ricordo questa sera TV7 Match, il dibattito di politica. Grazie ancora, arrivederci.